mezza riga. Quasi noi dovessimo trattare l'argomento che a Salvini non appartiene più, a parte che non era suo neanche prima, per lui parlava di secessione e di altre cose. Noi non parliamo di secessione, noi ne parliamo di ritorno all'esercizio della sovranità e all'indipendenza dalla quale siamo partiti, che è una cosa ben diversa dalla secessione. Se c'è che parte di un contesto unitario, noi ci siamo aggregati, non siamo mai diventati una parte unitaria, non siamo mai realmente integrati nella realtà italiana. Questo è il quadro. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che oggi lo Stato è debole, è fallito ed è il momento giusto per entrare nello spazio che è lasciato libero, perché poi, come dicevo, come gli eserciti in fuga, uno Stato ormai fallito è in grado di alzare reazioni magari anche poco piacevoli. Fermato sicuramente, sarebbe fermato da organismi a livello europeo e certamente internazionale, però odioso lo stesso, non piacevoli, diciamo. Perché non approfittarne adesso? Perché non andare a meta adesso? Perché non spingere per realizzare in tempi brevi questo passaggio? E parlano di autonomia. Ogni volta che li sento mi duole il cuore, perché non ci sono ideali laddove si parla di autonomia. Perché non c'è visione politica, perché non c'è voglia di cambiare, c'è voglia di mantenere il potere, lo status quo. Io dico che tra l'autonomia e l'indipendenza c'è un abisso, e tutti e cinque gli altri, tutti parlano solo di autonomia. Lo stesso governatore uscente, c'è qui Donatello che ha il libro, quello Buscoletto, che è costato centinaia di migliaia di euro, che è arrivato in tutte le famiglie del Veneto. Questo parla, come diceva prima Donatello, sulle scelte, al punto 09 scelgo l'autonomia. E però al suo interno ha pensato bene di inserire, prima che scadesse il termine per il deposito delle liste, senza che si dovesse ricorrere alla raccolta delle firme come abbiamo fatto noi, 22.000 firme autentiche in un mese, è una cosa massacrante, e qua ci sono moltissimi che sono adoperati. Fategli un applauso perché è una cosa grandiosa. Erano là che ci guardavano per vedere se saremmo riusciti a raccogliere. Nessun'altra legge regionale in Italia prevede un numero così alto di firme. Minimo 12.500 per la lista, minimo 3.500 per il candidato presidente. Noi ne abbiamo raccolte 22.000 ed erano là che ci guardavano. E addirittura qualche ex amico che diceva non aveva il carabinieri, andate a vedere, perché se c'è l'autenticatore che è un metro distante da quello che sta autenticando, forse non ha visto bene. Abbiamo dovuto combattere contro tutti e contro tutti, e però le abbiamo raccolte. Sono noi e i 5 Stelle. Tutte le altre listarelle che vedete là stanno là grazie alla firma compiacente, ai giochi e agli intrecci, anche quell'eroico che abbiamo anche applaudito perché ci è stato utile, certo signor Valdegamberi, perché ha firmato per reazione, perché aveva preso la bidonata alle elezioni del 2013, aveva firmato il nostro progetto di legge, da ultimo ha dato la firma perché potesse correre quella di Podemos, la Lucia Di Coletti, anche quella corre soltanto grazie alla firma di Valdegamberi. I giochi democristiani che si incrociano, perché allora così avrebbe potuto prendere un 1,5% che andava a sottrarlo alla Moretti, così faceva il gioco di Zaia, che è il suo alleato perché lui è nella lista Zaia. Ma avete capito quando siamo indietro nel vecchio? Che cosa c'entra con gli interessi del Veneto questo? E che c'entri poco la visione che l'Italia ha su queste elezioni venete, l'abbiamo capito. Parlano di 6-1, di 4-3, come che noi fossimo una delle palle del biliardo dove loro giocano. No, il biliardo ce lo facciamo noi, siamo noi al centro, non siamo noi, non siamo la periferia, non siamo una cosa che fa regola l'Italia politica. Ci dobbiamo prendere la dignità e la responsabilità, usando quella legalità che loro non conoscono più, che non sono più in grado di esercitare, che non vogliono più esercitare. Hanno paura di questo, hanno paura che noi usiamo quegli strumenti che dovrebbero loro conoscere meglio di noi e che invece ormai hanno
disegnato e non hanno più la capacità di utilizzare. Gli strumenti della legalità, gli strumenti della democrazia, gli strumenti della sovranità popolare sui temi decisivi. E allora, se è così, dobbiamo ancora lavorare, guardate, fino alle ore 23 di domenica 31, ognuno di voi che crede nel cambiamento, perché si è fatto questa scelta per l'indipendenza, deve adoperarsi con gli altri fino all'ultimo minuto. Non ne finisce la campagna elettorale alle ore 24 di dopodomani, di venerdì. Formalmente finisce. Non si dispensano più i volantini, non c'è più la pubblicità televisiva, non c'è più la pubblicità sui giornali, ma nulla impedisce che parlando con un amico, con il vicino di casa, con il collega di lavoro, con una persona che incontrate anche casualmente, che siete in rapporti di confidenza, si possa dire: guarda che è importante la scelta che si fa il 31. Non è una scelta per un governo regionale perché allora Berlusconi si rivitalizza, non so neanche come riesco a dirlo, a uno di 78 anni, ma va in crociera, ma va dove deve andare, si rivitalizza se per caso vince Renzi soltanto in 3 regioni, non in 4. Ma noi cosa centriamo con questi giochi? Il futuro del Veneto è ancora un ballottaggio italiano? Facciamolo diventare una scelta veneta, una scelta di indipendenza, non una scelta di agonia. E poi l'ho detto e ripetuto in questi giorni e lo vado a ripetere ancora anche a voi. Guardate che quando parlano di economia parlano di una cosa che non esiste più, non esiste più. Sul piano delle norme, delle fonti normative, tanto ordinarie quanto costituzionali, ridotta l'autonomia in 20 materie di competenza per regione, introdotta la clausola di supremazia dello Stato. E questo mi viene a parlare che sceglie l'autonomia. Ma di cosa parli? È come il poveretto che vedi i ladri che gli stanno portando via tutto l'arredo di casa, i valori, e in un angolo intimorito e dice: scusa, mi lasci quel soprammobile di via Nonna, perché era una cosa. Questa è l'autonomia che chiedono questi personaggi. Volete farvi rappresentare da questa esperienza che è fallita, finita, che non ha più futuro? Bisogna avere il coraggio di cambiare. Non c'è più possibilità. E dall'altro lato, anche se non diamo attenzione non alla fonte normativa, ma alla cassa. La cassa è vuota. Nel 2010 il governo regionale aveva 570 milioni di risorse non vincolate, con le quali poteva compiere atti di governo in una direzione o nell'altra, per esempio per finanziare la cassa depositi dei quartieri, come si chiama quella regionale, la Veneto Sviluppo e altre strutture e agenzie regionali con le quali intervenire sulle varie problematiche. Nel 2015 quella somma si è ridotta a 70 milioni e adesso stanno cercando di dire, di rivendicare: ma avremmo i fondi sociali europei di 760 miliardi. Quei fondi al Veneto costano esattamente il doppio in termini di versamenti. Allora è come se io dovessi dire: vado a fare la spesa, prima devo fare il deposito di 100 euro, poi dico: vado a fare la spesa, posso comprare fino a 50 euro. Se devono depositare 100 prima, grandiosi, no? Abbiamo amministratori che vedono lontano, degli eroi dell'amministrazione, degli eroi che vogliono l'autonomia. Diteglieli che i voti non sta gente qua, che sono tutti uguali. Questo sarebbe il migliore. Fatemi sorridere. Allora, indipendenza immediatamente per via pacifica, col sorriso che non è la destra, col sorriso vuol dire con la serenità di chi ha una visione, in modo democratico, quindi non c'è nulla che è in pericolo, è lo Stato che deve impedirsi, e ovviamente per via istituzionale. La legge sarà bocciata, l'abbiamo detto, perché anche questo pensavano che io andassi a dire: ma la Corte Costituzionale ci darà ragione. No, la Corte Costituzionale è organo di chiusura politica dell'ordinamento, se vuole salvare se stessa deve bocciare la legge. E poi vi parlo un po' di là, basta vederli. Avete visto il Presidente? Mi fermo qua, metto puntini, vedete le filmate, capite con chi abbiamo a che fare. E come diceva Paolo, no? Ormai abbiamo di fronte una realtà decadente, non curano neanche più il buon gusto dell'apparire, lasciano là delle persone che sono tristemente indescrivibili, diciamo così, perché non voglio essere fuori posto. Lasciamoli dove sono. Siamo noi che dobbiamo agire, siamo noi in ritardo, siamo noi colpevoli se non raggiungiamo il cambiamento.
Indipendenza subito, gridatelo per sorriso a tutti, spiegatelo agli altri, ditemi che è un progetto positivo. Bisogna essere cittadini e non sudditi. Grazie.